Allora, accennavamo al discorso del costruire in salute, tra virgolette, per definirlo, per semplificare. È un nuovo modo di costruire comunque, di concepire gli edifici. Che in Europa alcuni fanno da moltissimo tempo. Noi adesso parliamo anche di risparmio energetico, di edificio a costo zero, teoricamente dovrebbe essere non emissivo ma anzi contenitivo del calore, del fresco, eccetera, così via. Una serie di requisiti che saranno obbligatori per legge, quindi diventeranno obbligatori nel 2020, che lo sono già per gli edifici, anzi cos'è, 2018 edifici pubblici se non sbaglio, o 2016, non mi ricordo più. 2018. E quindi costruire edifici salutari è una rivoluzione per voi del settore, importante, quindi comporta anche il concepire l'idea dei fornitori di materiali diversi, tutta una serie di cose un passo avanti oppure no? Che come la vedete? Certo, è assolutamente il nuovo modo di costruire, il che comporterà indubbiamente per tutte le imprese di crearsi una struttura all'interno della propria azienda per studiare i materiali e formare le nostre maestranze per applicare questi nuovi materiali. E torniamo sempre al famoso discorso delle imprese di qualità. Noi come ANCE abbiamo un importante sistema di scuole edili di formazione del nostro personale proprio rivolte all'utilizzo dei nuovi materiali, perché la tecnologia si evolve, è inutile formare operai che costruiscono ancora col mattone pieno che si usava una volta, quando oggi i sistemi costruttivi sono completamente diversi, per cui lo sforzo che sta facendo ANCE attraverso le proprie scuole edili è proprio di formare i nostri lavoratori con queste nuove tecnologie, che sono il futuro, che poi ormai non è più un futuro ma è il presente, di costruire con quella salute che diceva il telespettatore, appunto con un'attenzione maggiore alla qualità del vivere all'interno degli edifici, perché sicuramente un edificio ben climatizzato, ben areato, ben esposto al sole, ma qui torniamo anche sempre al progetto, perché anche quello ha un senso, no? Cioè la progettazione, ormai la progettazione e la costruzione devono essere insieme, in sinergia, per far sì che l'edificio sorga bene e che poi sia ben utilizzabile dal cliente e dall'acquirente. Volevo chiedere come opportunità poi delle vostre imprese l'estero, vediamo rispondere se l'estero è un po' rilevante oppure no. Sono d'accordo con la qualità, costa e durerà anche di più, ma se non ci sono soldi, che volete che faccia? Finanziatemi, mi costruisco una reggia. E qua il problema delle banche che ce lo butta dentro. Quindi prima di parlare dell'estero rispondiamo al messaggio e il discorso delle banche, dei finanziamenti, come siamo messi? Allora, indubbiamente ultimamente le banche hanno allargato un po' i cordoni della loro borsa. Devo dire sì, un segnale positivo sicuramente dalle banche è arrivato un attimino. Per i privati o per voi imprese? No, per adesso è solo per i privati. Le banche hanno aperto un po' di mutui ai privati, non sono i numeri che ci fanno passare per i giornali, perché a mio avviso gran parte di quei mutui sono surroghe di vecchi mutui, però indubbiamente un passetto in avanti, una riapertura del credito, non più ormai dimentichiamoci il 100 o il 120%, una volta le banche finanziavano anche i mobili, adesso non solo l'immobile ma anche i mobili, adesso parliamo di valori tra il 50 e il 60% del valore dell'immobile, per cui siamo ancora un pelino in difficoltà. Uno deve avere una parte dei soldi consistente per potersi permettere un'abitazione. Poi anche sulle garanzie sarebbe da fare un lungo discorso di quante garanzie vogliono oltre alla casa, perché la banca, ricordiamoci, iscrive l'ipoteca sulla casa, esatto. Non è che dà i soldi gratis, dà i soldi a fronte di un'ipoteca, per cui però poi vorrebbe che la tua mamma e il tuo papà avesse un reddito, poi se avessero anche una casa e mettessero una firma sarebbe meglio, così siamo tutti più tranquilli. Insomma, anche le banche dovrebbero fare la loro parte di rischio, assolversi la loro parte di rischio, cosa che io vedo ancora nelle banche nostre. Questo non avviene, soprattutto non avviene per noi imprenditori. Infatti. Su questo siamo ancora fermi. Loro dicono che il settore delle costruzioni hanno ancora in pancia, come si dice, molti immobili di costruttori che sono andati magari in difficoltà e glieli hanno lasciati lì. Posso capire da un lato questa loro preoccupazione, questa loro difficoltà, fare anche loro gli accertamenti, però per verificare. esatto, quello che non
fanno le banche oggi ormai è una verifica della bontà del progetto, la bontà dell'esecutore, ma guardano solo le garanzie. E questo, devo dire, fa sì che l'imprenditoria, peraltro molto spesso anche magari imprenditori piccoli, non riescono a crescere proprio perché manca l'accesso al credito da parte delle banche, che ormai schiacciano il bottone, ti parlano di rating, ti parlano dei tuoi conti, del tuo bilancio, ma non guardano né la tua storia né la bontà del tuo progetto, per cui questo sta creando dei problemi a della gente che è costretta a fermare le proprie attività perché non ha più l'ossigeno per poter Quale potrebbe sostenere. essere una via di uscita? Perché parliamo tante volte di strategie di via di uscita, per altri ambiti si parla di fare sistema, di unirsi, perché il piccolo non viene in alcun modo aiutato, però siamo una realtà di piccoli, per cui secondo voi? Il problema è che il nostro paese è fatto di realtà di piccoli imprenditori, per cui l'unirsi a volte non basta, perché se ci uniamo 3 piccoli costruttori non è che diventiamo improvvisamente questo gruppo così solido da poter dare le garanzie che vuole la banca. Io ripeto, la banca dovrebbe guardare se il progetto è buono, se la cosa è fattibile, se il business plan rispetta i canoni, diamoci delle regole, diamoci dei parametri. Se all'interno di quei parametri ci sono i numeri, la banca dovrebbe finanziare l'opera, perché finanzia l'opera, non finanzia la persona. La persona indubbiamente ha un suo valore, dovrà vedere la sua storia, però dico, è l'opera che conta, i soldi sono per l'opera, se tu banca ci credi la devi finanziare, perché quest'opera vedrai che nel tempo ti darà la sua resa. Cioè tu banca fai un po' il tuo mestiere anche di investitore e non solo di prestasoldi. Ecco, qua c'è l'obiezione che anche in altri ambiti è stata posta, che nel momento in cui si cerca di puntare tutto, ci fanno puntare tutto sulle grandi banche, no? Perché devi avere CET tal dei tali per essere una banca sicura, altrimenti ti succede quel che succede, bisogna capitalizzarsi, devono diventare SPA con gestioni di un certo tipo, viene meno la banca del territorio. Abbiamo visto i crediti cooperativi che erano il classico esempio, le popolari e via dicendo. Quindi quando diventi banca come l'Europa vuole, sostanzialmente grande banca, fai parametri oggettivi, non guardi più la bontà dell'opera perché è collocata in quel contesto, perché non sai neanche di che contesto stiamo parlando, e le valutazioni diventano sempre più oggettive, sempre più macroscopiche, e di conseguenza dicono no. È un'incongruenza sostanzialmente, perché è un mondo diverso, è un mondo che forse, appunto, come dicevo prima, cioè cresce da una parte però dall'altra. A noi italiani non appartiene, perché anche queste regole, appunto, applicate alle banche intese con queste macrobanche hanno fatto sì, appunto, che la stretta del credito si sia fatta sentire soprattutto nei piccoli imprenditori, nei piccoli investitori, i quali poi sono quelli che soffrono queste. Ma secondo lei, voi nell'ambito dell'ANCE, quindi costruttori, che è un settore estremamente delicato, però ha bisogno di finanziamenti, tanto quanto altri, insomma, per carità, ci sarebbe da fidarsi adesso per quelli che sono rimasti in vita, visto che c'è stato comunque uno sterminio? Sì, insomma, indubbiamente, insomma, il settore ha bisogno delle banche, ha bisogno del sostegno, perché il nostro tempo di esecuzione impone anche un sostegno delle banche. Noi abbiamo un prodotto che viene eseguito in un periodo lungo e pertanto non ce la facciamo a finanziarlo, per cui abbiamo bisogno dell'aiuto delle banche, che però, ripeto, devono guardare alla bontà del progetto e non solo ai bilanci della società che lo esegue. Siamo in chiusura, quindi solo una cosa. C'è anche un messaggio lunghissimo. Allora, ripresona, ripresa e ripresina, frutti dei media e nulla più. Consigliano di spendere per mettere in moto l'economia, ma che spendano loro. Se è lo Stato che prima incamera denaro invece di investire, cosa pretende da me? Obblighino le banche a prestare il denaro e lo Stato rischi di più. In momenti di crisi bisogna investire e non essere taccagni. E qua c'è un discorso anche di tassazione, chiaro il nostro telespettatore. L'ultima cosa, c'è un po' di ripresina oppure no? Poi chissà adesso, al di là dei dati. Al di là dei dati,
devo essere sincero, sì. Io la ripresa non la vedo. Ho fiducia che con il solito la nostra capacità di italiani e di veneti in particolare riusciremo a cavalcare anche questo momento, che non è più un momento di crisi, ma devo dire è un cambio epocale. Il cambiamento c'è stato, ormai è nei fatti, secondo me ce la faremo comunque perché abbiamo inventiva, abbiamo capacità imprenditoriali appunto, e per cui mi sento di dire che la ripresa sicuramente ci sarà, non la possiamo fare solo noi imprenditori, ma come diceva giustamente nell'ultimo messaggio, ripeto, anche lo Stato ci deve mettere del suo e deve incominciare a investire di più nel suo territorio per far sì che ci sia una vera ripresa, e investire in edilizia, che sicuramente è un motore trainante di tutto il sistema economico italiano. Assolutamente. Presidente, grazie di essere stato qui con noi. A lei. Grazie ai nostri telespettatori di aver partecipato, di averci seguito. Noi come sempre poi ci rivediamo domani. Buon proseguimento, grazie.